Cari telespettatori, parliamo quest'oggi del ruolo del sindacato dello SPI-CGIL nei confronti delle mafie, le tante iniziative. Qui con noi c'è Francesca Lamon, che è segretaria della Lega SPI-CGIL di Mestre, per spiegarci le iniziative del territorio veneziano, e non ce ne sono poche, vero? Allora, non ce ne sono poche, abbiamo ideato un ciclo di 4 appuntamenti titolato Terra e Libertà, perché vogliamo concentrarci non sul tema generico delle mafie, ma le mafie nella filiera agroalimentare, cioè da quando un prodotto nasce dalla terra a quando arriva sul tuo piatto. Per cui un po' capire quali sono i vari passaggi e come si articola un discorso così Perché la complesso. filiera è lunga e complicata, Sì. e quindi è molto rischiosa nel settore agricolo, dove le mafie sono entrate. Le mafie hanno cominciato esattamente con i campi e con l'agricoltura, perché stiamo parlando della fine dell'Ottocento, e in particolare in Sicilia, perché diciamo che il fenomeno del latifondismo si è coniugato con quello dei gabellotti, che erano i campieri, che erano quelli che governavano i terreni dei possidenti, e sono serviti da scudo per andare contro chi iniziava a fare delle richieste di equità sociale, di attribuzione della terra ai contadini, perché le vessazioni erano notevoli. E da lì si è ampliato il E discorso. da lì siamo partiti, per cui siccome la storia è importante, la memoria pura, abbiamo detto forse è il caso di rispolverarla, perché sembra impossibile, ma ci sono delle fortissime connessioni anche con quanto succede adesso, oggi, anche qui, anche in Veneto, nella nostra agricoltura. Ci sono delle tappe fondamentali, abbiamo il 21 febbraio, parlerete dalle braccianti appunto dell'origine di questo fenomeno. Esattamente, Ma poi... parleremo di loro perché sono poco conosciute, è poco conosciuto la loro funzione, quante sono e che problemi hanno, sia nel passato ma soprattutto adesso, perché anche qui troveremo delle similitudini non indifferenti. Saremo in Piazza Ferretto a Mestre, alla libreria Coop, quella nuova di quest'estate, un luogo molto accogliente. Ci sarà poi il 28 febbraio delitti e stragi, anche qui fame di terra nei primi anni 40 e a seguire, e poi altre iniziative che invitiamo in questo punto i telespettatori a seguire direttamente dalla SPI territoriale, giusto? Sì, diciamo che ogni appuntamento ha certamente un tema, ma ha un volume di riferimento, un titolo che ci guida per ogni incontro. Perfetto, e allora venerdì 21 febbraio, venerdì 28 febbraio, venerdì 14 marzo, mercoledì 26 marzo, l'Italia che resiste, sono alcuni dei titoli con gli approfondimenti, i relatori presenti, insomma un modo per entrare a contatto con questa realtà, sapere anche tutti i beni che sono stati sequestrati alle mafie, che sono a disposizione anche delle giovani, soprattutto delle giovani generazioni, per un incontro intergenerazionale con lo SPI-CGIL. Grazie segretaria. Vi aspettiamo. Grazie a voi di averci seguito, alla prossima.